Lo scenario al cospetto delle Dolomiti patrimonio dell'umanità non è replicabile altrove. Comelico e Auronzo ospitano per la prima volta il campionato nazionale di sci della Protezione Civile, un grande evento che quest'anno si svolge per la prima volta in Veneto. Una settimana densa di appuntamenti. Il binomio sport e natura offre ai partecipanti la possibilità di praticare discipline sportive e allo stesso tempo di ammirare le bellezze naturali della provincia di Belluno, pur segnata ancora dalle cicatrici della tempesta Vaia. Un'occasione per la protezione civile di tutta l'Italia di confrontarsi anche su temi operativi. È un'occasione di stare insieme in un momento di pace e non come accade purtroppo frequentemente negli scenari emergenziali che capitano purtroppo molto frequentemente in questo paese. Stamattina il via alle gare di slalom gigante, snowboard e sci alpinismo. Domani toccherà al fondo nello stadio allestito a Comelico Superiore. Il calendario, che si è aperto lunedì e che presenta eventi fino a domenica prossima, propone escursioni sulla neve, attività didattiche e culturali. Ieri l'apertura ufficiale dei campionati con la sfilata delle autorità e delle delegazioni a Padola di Comelico Superiore e a seguire l'incontro nella Sala della Regola con l'assessore regionale Bottacin, che ha presentato il suo libro I giorni di Vaia. Valore aggiunto dell'evento è proprio quello di riunire i volontari della protezione civile di tutta Italia. Solidarietà, professionalità e altruismo, gli ingredienti che conferiscono alla manifestazione sportiva un alto valore umano.